Benvenuti al Borgo, benvenuti in uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo a Civita. Buon pomeriggio, benvenuti alla nostra trasmissione, seconda puntata, e siamo davvero in un borgo che può fregiarsi di diverse onorificenze, a partire dalla bandiera arancione che sventola sul tetto di questo comune, ma non solo, perché appunto abbiamo detto già che è uno dei 14 anzi borghi più belli d'Italia in Calabria ed è anche un patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda alcune zone. Ne parleremo, lo vedremo, apriremo una finestra su questo bellissimo comune della provincia di Cosenza. Siamo a 2 passi dallo svincolo autostradale, siamo a mezz'ora, 40 minuti da Cosenza, eppure sembra di calarsi in un'atmosfera molto diversa, magica per certi versi. È un comune che può stregare chiunque viene a visitarlo e a passarci anche una giornata. Poi si torna perché è davvero bellissimo, perché dà una sensazione di serenità, di bellezza, di pace, di quiete che difficilmente si trova in altri posti. Non per niente appunto è uno dei borghi più belli d'Italia, e faccio i complimenti al sindaco Alessandro Tocci perché è uno dei protagonisti della rinascita e della crescita dello sviluppo di questo paese. Certamente io la ringrazio intanto per le belle parole, ma io chiaramente le rimando ai miei concittadini, cioè da soli non si va da nessuna parte. Noi abbiamo creato negli anni una serie di sinergie fra pubblico e privato che hanno permesso di crescere a dismisura per quanto riguarda in base agli abitanti. Calcolate che noi siamo meno di 1000 abitanti in questa piccola comunità, avere 6 ristoranti aperti tutto l'anno e avere 25 attività ricettive, quindi sia il discorso enogastronomico sia quello dell'ospitalità hanno creato una sinergia che ci ha permesso negli anni di crescere così tanto per avere poi dei riconoscimenti che chiaramente ci vengono dati non per le nostre buone virtù, vengono dati perché c'è stato un impegno profuso da tutti i cittadini a far sì che questo si potesse realizzare, diventare borgo più bello d'Italia, diventare da parte del Touring Club bandiera arancione e in ultimo dal 2015 far parte della rete Geoparchi UNESCO in collaborazione col Parco Nazionale del Pollino. Significa tanto appartenere a un territorio, quello del Pollino della Calabria Nord, che permette in ogni caso un momento molto importante di crescita per quanto riguarda il turismo lento. Significa per noi che crediamo che si può vivere di opportunità, ma le opportunità te le devono dare perché da soli non si va da nessuna parte, può essere un motivo di concentrare e sperare che il decremento demografico non avvenga. Ecco, questo è un problema che accomuna diverse località nella nostra regione, decremento demografico che viene combattuto qui con l'economia del turismo. Ci sono 24 bed and breakfast, la possibilità per i turisti di trascorrere un periodo di vacanza qui, un turismo che porta diversa gente anche da fuori regione a visitare Civita, e questo è il modo per combattere appunto il decremento. Sicuramente sì, perché noi abbiamo innovato, grazie anche, come dicevo prima, a un discorso pubblico e privato, la possibilità di avere un'associazione di borghi, che è il Borghi Mediterraneo, che fa capo anche a un concittadino presidente di Civita, Gianluca Colaci, ma che si è allargata a macchia con altre comunità del territorio, che ci permette di avere una rete che non è più né localistica, né regionalistica e né nazionale. Addirittura parliamo di turisti di tutto il mondo, cioè noi non ci preoccupiamo di vedere ormai qua nella nostra piccola comunità turisti di tutto il mondo. Sono quei turisti che creano quell'economia circolare che ci permette di mantenere in piedi un discorso che, unito a tutto quello che noi possiamo produrre e dare per i turisti, ci permette di crescere. Si parla di turismo lento, noi parliamo di turismo religioso, lo dicevo pure prima, noi abbiamo il nostro rito che è un rito greco-bizantino, noi abbiamo un'eparchia, la nostra eparchia a Lungro, abbiamo un vescovo nostro per quanto riguarda la nostra minoranza etnica, noi siamo a Brescia dal 1476, anno di insediamento in questa zona, hanno creato nel tempo una serie di usi, costumi, riti e tradizioni che ci hanno permesso di continuare la storia. Noi parliamo di un'attività che è quella che si svolge poi il martedì successivo alla Pasquetta, che è il martedì di Civita, che è famoso per le comunità al Brescia perché ci sono le famose valie che vengono fatte soprattutto a Civita, dove ogni anno noi abbiamo qua migliaia di turisti che vengono in quel giorno particolare a manifestare e a vedere le nostre bellezze, le nostre cantate, le nostre battaglie epiche raccontate su Skanderbeg, e quindi anche questo è un valore aggiunto che noi diamo alla nostra Calabria. Quest'anno sarà il 14
14 aprile, se non erro, diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori per questi eventi imperdibili. È una comunità che vive di turismo, una comunità che, come ha detto lei, è caratterizzata dalla cultura e dalla religione bizantina. Oggi non è un giorno qualsiasi, oggi abbiamo scelto questo giorno sfidando il vento, che alla fine non ha vinto perché siamo riusciti comunque a fare delle immagini bellissime sul territorio, però ci ha costretto a stare in questo momento per rendere almeno l'audio ascoltabile nella stanza del sindaco Tocci, però non abbiamo rinunciato a girare il paese, quindi vedrete delle immagini a partire proprio dalla chiesa della Santa Maria Assunta, dove oggi si è tenuta la funzione religiosa in onore di San Biagio, che è il patrono di Civita. Stiamo vedendo queste immagini e chiamo allora il presidente della Proloco che ci racconta tutto, Flavia D'Agostino, di questa bellissima chiesa fine 500 inizi 600. È una chiesa barocca che viene adattata all'arte bizantina. Sì, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sì, la nostra è una chiesa barocca che poi è stata adattata prima degli anni 90 al rito nostro bizantino greco, e quindi adattata sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista, diciamo, religioso, perché ai santi sono state sostituite le icone, come voi avete potuto notare, delle icone bellissime, e un'iconostasi che è andata a sostituire l'altare barocco, e in questa iconostasi di legno sono impresse le 12 feste, quindi le 12 feste dell'anno liturgico, il nostro anno liturgico che ha inizio il 1° settembre. Noi siamo dei cattolici a tutti gli effetti, però professiamo questo rito greco-bizantino che varia rispetto a quello latino nei gesti. La messa innanzitutto è tutta cantata, quindi viene celebrata sia in greco che in una parte anche in arbresci, in albanese, e in italiano. Caratteristica del nostro rito è la celebrazione del matrimonio e il battesimo. Il battesimo che viene fatto per immersione, quindi 3 volte viene immerso il bambino all'interno del fonde battesimale, che voi avete potuto notare, un fonde battesimale in legno, e quindi viene immerso per rappresentare alla Trinità. Mentre il matrimonio c'è il rito dell'incoronazione, anche molto suggestivo. E poi un'altra celebrazione molto importante è quella che viene fatta la domenica di Pasqua. La domenica di Pasqua, la Fiais Daimir, la buona novella, che invito i telespettatori a venire a Civita e assistere a questo rito. I nostri telespettatori stanno ammirando le immagini della chiesa di Santa Maria dell'Assunta e appunto hanno visto la fonte battesimale dove vengono immersi i bambini durante il battesimo, il lampadario Polieleos e poi l'effigie del giudizio universale che sovrasta la porta, il fedele che va via come un monito da parte della chiesa. E poi volevo dire che l'iconostasi separa il vima, che sarebbe la zona in cui il celebrante celebra, dal resto dal popolo, diciamo, dal popolo, e quindi dalla navata centrale dove si pone quasi rappresenta un grembo materno, perché come voi avete visto ci sono delle scale circolari, quindi quello rappresenta il grembo materno, cioè la madre che accoglie i figli, in questo caso la Chiesa che accoglie i fedeli. Padre Remo ci ha spiegato, Padre Remo è il parroco che abbiamo conosciuto questa mattina, introduce nel mistero di Dio con quei 3 scalini che salgono poi verso l'iconostasi, che è veramente bellissima, con le icone, c'è il cammino di Gesù, naturalmente Gesù e la Madonna ai lati. Le porte regge che sono al centro, e poi le porte laterali da cui escono i chierichetti o i sacerdoti nel momento in cui si celebra un'importante cerimonia, mentre il sacerdote esce dalle porte centrali, quindi porte regge. Accanto all'iconostasi le 2 icone di San Biagio e della Madonna del Rosario. Perché San Biagio è il nostro patrono, voi oggi vi trovate infatti nel giorno della celebrazione del patrono, e l'Assunta perché la chiesa è dedicata proprio all'Assunta. Allora, dal sacro al profano, tra le bellezze, tra le curiosità, le particolarità di Civita,
i comignoli. Voi ne vedete una decina in giro, li vedremo anche nelle immagini, basta alzare gli occhi al cielo per vedere questi comignoli molto particolari. Alcuni sono quelli originali, altri li hanno realizzati e ricostruiti seguendo lo stile di Civita di tanto tempo fa, e poi c'è chi ha visto nelle case di Civita un volto, il volto delle case che parlano, le case di Codra, con le finestre che diventano occhi, il comignolo che è un naso e un'altra finestrella che diventa la bocca. Sono delle cucine in particolare in alcuni casi. La funzione praticamente degli spazi interni della casa, cioè le due finestrelle stanno all'interno del caminetto e quindi servono a dare luce alla cucina. Sono davvero suggestive, simpatiche, caratteristiche. Alcune sono abitate? Sì, no, la maggior parte sono, un paio sono abitate, il resto sono disabitate. Però sono una caratteristica che... È una peculiarità particolarmente civitese, così come lo sono i comignoli, che hanno delle forme particolarmente bizzarre, perché questo era dovuto all'estero dei maestri che le andavano a costruire, e quindi più bello era il comignolo e più la famiglia era rappresentativa. Un tempo si vedevano dei comignoli che svettavano su case magari piccolissime, e c'erano questi comignoli di dimensioni altissime, sì, rispetto all'abitazione. Con le immagini di Mario Scarpelli e Onzanetti stiamo vedendo appunto i comignoli, ci segnalano dalla regia, e poi naturalmente i panorami, le gole del Raganello, il Ponte del Diavolo e la vecchia Filanda. Davvero uno scenario spettacolare. Noi siamo stati sul Belvedere, fra poco vedremo queste immagini che ci mostrano questo panorama molto molto suggestivo. Diceva 24 bed and breakfast, la gente viene a Civita per riposarsi, per rilassarsi, ma anche perché, come diceva lei, è baricentrica fra il mare e la montagna. In un quarto d'ora si è a 2000 metri, in un quarto d'ora si è a livello del mare per fruire di un mare bellissimo, quello Ionio. Non è solo quello, perché poi noi dobbiamo giocarci le nostre carte, perché questa è la fortuna di essere posizionati in un modo baricentrico, però chiaramente noi abbiamo le nostre bellezze ambientali, le nostre bellezze che partono dalla parte alta del paese, dalla montagna con le Marcione, scendono e arrivano fino alle gole del Raganello, scendono nel torrente del Raganello, quindi diciamo che abbiamo anche le passeggiate ecologiche che tranquillamente a Civita si possono fare ogni giorno, il trekking che diventa materia principale per chi vuole passare una settimana o un fine settimana di tranquillità e di pausa, tutto questo col contorno della buona cucina. Certo, non dimentichiamo la gastronomia, ha parlato dei 6 ristoranti sempre aperti tutto l'anno, dunque la gastronomia è un punto importante di questa comunità. Diciamo che il fiore all'occhiello, è partita questa sfida di alcuni nostri concittadini ristoratori che hanno voluto premiare la loro genialità, il nostro saper essere storicamente bravi nel fare prodotti locali, di portare dei prodotti locali sulla tavola prima dei civitesi, adesso di tutti quelli che vengono qua a Civita, quindi diciamo che anche questo è diventato un valore aggiunto per questa comunità. Non c'è sabato, domenica, non c'è giorno in cui i nostri ristoranti non hanno il tutto esaurito, quindi anche questo è un dato fondamentalmente ottimo per questa piccola comunità. Ripeto, in periodi come quelli attuali avere questo tipo di risultato per noi significa tanto, sia dal punto di vista del pubblico che del privato. Allora, Rossella Iuele, perché Civita si fa conoscere anche alla BIT di Milano, in questo momento c'è un vostro delegato, lei è delegato alla cultura, e in questo momento Civita ha il suo portabandiera anche a Milano. Sì, in questo momento Civita è presente perché, come diceva prima il sindaco, noi abbiamo aderito ad un'associazione di comuni che si prefigge proprio di mettere insieme il pubblico e il privato per poter valorizzare quelle che sono le nostre bellezze, ma che sono proprio i nostri caratteri identitari, e quindi per poter rendere noto a tutti quella che è la nostra bellissima realtà ci siamo messi insieme facendo proprio una rete con oltre 50 comuni, e oggi siamo presenti alla BIT di Milano. È ovvio che gli appuntamenti saranno
saranno tanti, perché puntiamo ad un turismo che sia di caratura nazionale ma anche internazionale, proprio perché abbiamo tutte le caratteristiche e le carte in regola per poter accogliere, facendo un'accoglienza di qualità, perché appunto sia la gastronomia ma anche le nostre strutture sono delle strutture di qualità, per cui vogliamo e ci auguriamo che questo modello, che è un modello vero e proprio, un brand Civita, possa essere conosciuto sempre di più. Civita non dimentica naturalmente quello che è successo il 20 agosto 2018, una tragedia immane, una situazione che è ancora oggetto di procedimento in corso. Dunque sfioriamo l'argomento, ma pensiamo anche al futuro, pensiamo a quello che potrà essere un domani quando le gole del Raganello saranno, si spera, di nuovo fruibili. Naturalmente è una questione che coinvolge la sicurezza, e allora chiamo accanto a me il geologo Giuseppe Campanella, e con lui affrontiamo proprio questo tema, guardando al futuro. Come potranno essere fruibili le gole un domani, nella massima sicurezza? Buon pomeriggio. Sì, anzitutto c'è da dire un fatto, che per chi come me le ha visitate tutti nell'intero sviluppo, sono davvero un luogo ameno, un luogo bellissimo. Lì dentro la natura si confonde con l'uomo, e diciamo di per sé il visitare la gola non è che comporti più rischi che non andare sulle Alpi o andare in altri posti, diciamo, naturalistici. Certo, magari, ecco, laddove, come avviene negli Stati Uniti tuttora, dove ci sono questi radar che avvisano in tempo reale dell'arrivo di tempeste di neve o di altre, diciamo, o di altri cataclismi. Certo, insomma, anche qui magari se gli enti, ovviamente non dipende dal comune, ma se gli enti superiori potessero attivare questo meccanismo, queste sorveglianze tramite i radar meteorologici, che pure sono attivi sul territorio nazionale, potrebbero contribuire a effettuare le visite, diciamo, in tutta sicurezza, almeno per la parte che riguarda questi eventi eccezionali come è accaduto lo scorso anno. Grazie. Civita è un comune molto attivo anche dal punto di vista sociale, ci sono diverse associazioni che operano sul territorio. Chiamo Franco Marcianò, dell'associazione Con il Cuore per il Cuore, che è attiva in diversi ambiti, vicino alla comunità, la divulgazione di problematiche sociali, diversi convegni che hanno, come dire, si sono occupati, sono interessati delle provenienze della droga, dell'alcol, della ludopatia, della donazione degli organi, e poi ci sarà un evento importante il 5 marzo, comunque è una comunità molto attiva da questo punto di vista. Beh, la nostra associazione Con il Cuore per il Cuore è nata 4 anni fa da un'idea con la dottoressa Stamati, che è la nostra valida presidente, in quanto avevamo notato che nell'ambito, penso anche nazionale, c'è una carenza di divulgazione di varie problematiche sia giovanili ma anche geriatriche, e abbiamo cercato di dare la vicinanza nostra alla nostra comunità, cercando di organizzare degli eventi che avessero come temi proprio la modificazione degli stili di vita per arrivare a un benessere sociale e anche personale per quanto riguarda l'ambito prettamente preventivo. Per tale scopo abbiamo creato eventi quali donazione di organi, sport e salute, prevenzione tumori. Avete installare anche dei defibrillatori? Abbiamo creato eventi sull'ambiente, sull'abuso di farmaci, droga ed alcol, sulla ludopatia. Abbiamo creato 4 postazioni di defibrillatori e nello stesso tempo abbiamo fatto dei corsi di perfezionamento, ma anche di uso di questi defibrillatori e anche di pronto intervento. Il prossimo evento si verificherà il 5 di marzo e sarà un evento organizzato con molto impegno dalla dottoressa Teresa Bruno, che riguarderà la violenza di genere, un argomento molto importante, nello stesso tempo molto presente attualmente nelle problematiche nazionali ma anche mondiali, un evento che
vedrà la presenza di scolaresche di Cassano e di Castrovillari, un evento che speriamo, credo, sarà anche avrà anche la partecipazione delle massime rappresentanze della diocesi di Cassano e di Lungro. Perfetto, grazie. Non molto, vorrei aggiungere, e in itinere anche l'organizzazione di 2 giornate che riguardano la prevenzione con la radiodiagnostica del tumore del seno e anche della prevenzione delle aritmie cardiache. Non abbiamo una data precisa, ma lo faremo sapere. Forse c'è qualcos'altro da aggiungere, perché un dato interessante è che la maggior parte delle attività imprenditoriali di Civita sono gestite da donne. Ce ne siamo accorti in un appuntamento precedente quando abbiamo visto tantissime imprenditrici, esatto. E quindi siamo contenti di questo. Sindaco, io volevo chiudere con lei questa prima parte, poi ci trasferiremo e parleremo anche e soprattutto di musei, perché ce ne sono tanti qui a Civita, parlando dei finanziamenti, dei progetti futuri che Civita sta mettendo in conto per il futuro, ad esempio la messa in sicurezza di alcuni costoni e altro. Allora, su questo è una tematica da lavori pubblici. Noi sindaci siamo bravi a venderci poi ogni qualvolta riusciamo ad ottenere qualche risultato. Io mi pregio di dire che la nostra amministrazione è riuscita negli ultimi anni, ma con correttezza parlo di tutte le amministrazioni, che abbiamo cambiato pian piano la faccia, anche la mappatura del nostro piccolo borgo. Abbiamo creato una sinergia che ci sta permettendo di mettere in sicurezza il costone destro legato alle gole del Raganello, con un finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente di circa 1,5 milioni. Ormai siamo alla fase finale dei controlli dei sondaggi. Penso che entro metà dell'anno dovremmo cominciare i lavori per quanto riguarda questo tipo di attività. Ne abbiamo fatto un altro che ci tengo molto a dirlo, abbiamo prospettato l'idea di una nuova scuola. L'abbiamo ideata, progettata e tra pochi giorni dovremmo mettere il primo mattone. In un periodo di controtendenza in cui, tra l'altro, pochi alunni, noi abbiamo una scuola materna comunale con 14 bambini, abbiamo le scuole elementari con le pluriclassi, però abbiamo pensato che avevamo una struttura che poteva essere strutturata, ma ci andavano un bel po' di centinaia di migliaia di euro. Allora abbiamo pensato di fare una scuola ex novo, puntando sulla tranquillità e sulla sicurezza. Questa è una zona, tutta la nostra zona del Pollino è tutta quanta una faglia per quanto riguarda aspetti di altra natura, e quindi abbiamo voluto puntare su una scuola che sia altamente protettiva e altamente sismologica per quanto riguarda il problema terremoti, e quindi di qui a breve realizzeremo anche questo intervento. Altri ne abbiamo in cantiere e altri ne abbiamo finanziati, ma sarebbe lunga la striscia. Solo su uno ci tengo in modo particolare, perché collega anche a un discorso regionale, e con la scusa faccio gli auguri anche alla nuova deputazione regionale che si appresta a prendere in mano questa Calabria tanto vituperata e tanto attaccata. Abbiamo partecipato ai borghi e abbiamo avuto un finanziamento che ci permette di fare la facciata dell'entrata del nostro paese, cioè creare dei parcheggi che sono dei nostri motivi più gravi di insofferenza, quando molte persone vengono nel problema dei parcheggi. Realizzeremo di qui, spero a breve, all'entrata del paese una zona che potrebbe essere risistemata e diventare zona parcheggi. Quindi in breve ho fatto un discorso molto laconico di quello che può essere una piccola comunità, dove tutti si aiutano per far sì che questo possa migliorare. Io sono un sindaco dipendente, lavoro, chi parlava prima di me, Franco Marcianò, è stato il nostro medico, non l'ho voluto dire, lui è stato il medico che fino alla veneranda età di 70 anni ci ha curato e è stato il nostro uomo di punta per quanto riguarda la nostra medicina, perché i piccoli comuni vivono anche questo grande e grosso problema della sanità pubblica. Noi qua ci sentiamo dei fortunati, abbiamo una guardia medica e per questo lo voglio ringraziare di questo, perché lui ancora continua a fare la sua opera di essere un uomo che in ogni occasione, anche adesso da pensionato, quando lo chiamiamo interviene nei confronti soprattutto dei nostri cittadini anziani. Quindi non è una sviolinata che faccio, ma è un dato reale di una piccola comunità. Questo è il segnale di una piccola comunità, dove una persona
è il segnale tangibile di una piccola comunità, dove ognuno fa il suo e fa di più di quello che gli viene detto di fare. Quindi lo faccio pubblicamente in ringraziamento a lui, perché l'ho già fatto in altre sedi, però era doveroso farlo questo passaggio, e con questo voglio ringraziare Teleden della vostra presenza qua a Civita, e mi auguro che anche il 5 marzo, con le parole del dottore Marchianò, che ci potete essere presenti e far vedere l'essenza di quello che è il nostro messaggio, un messaggio che vogliamo dare a tutti i paesi al Brescia e a tutti i paesi della nostra piccola Calabria, soprattutto quei paesi che sono fino a 3.000 abitanti e che hanno tanti di quei problemi come li abbiamo noi. Ecco, un altro numero lo do io, Sindaco: 14 bambini nella scuola materna, sono il futuro di Civita, poi si aggiungeranno altri che vengono dallo SPRAR, se non erro. Quello che ecco, era un'altra notizia che poi nel parlare riusciamo a dare a passaggi molto bassi. Noi qua abbiamo uno SPRAR che per 6 anni che è attivo, avevamo uno SPRAR con dei ragazzi dai 18 ai 29 anni che venivano presi in cura dal nostro SPRAR. Fortunatamente da circa 6 mesi abbiamo cambiato la tipologia, abbiamo ragazze madri, quindi dei bambini che noi ospiteremo per il momento, alcuni nelle nostre scuole, nella nostra scuola materna, sperando che rimangano qua a Civita, passeranno alle scuole elementari, quindi ci sarà un ritorno di quello che noi pensavamo. È un discorso, come facevo prima, legato anche al decremento demografico, è un modo di combattere anche il decremento demografico. Grazie Sindaco, grazie a tutti, ci vediamo fra pochissimo, ci spostiamo nel museo, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Riprendiamo la linea da Civita, seconda parte del borgo. Abbiamo cambiato scenario, adesso siamo nel museo etnico Arbresh, abbiamo lasciato la casa comunale, siamo in compagnia di Stefania Emanuele, sociologa e membro del direttivo della Gennaro Placco, un'associazione molto attiva che ha compiuto 50 anni, se non erro. Esatto, mezzo secolo di attività, di passione, dedizione. E quindi ora tocca, diciamo, anche ai nuovi membri, perché stiamo appunto in questi giorni ricomponendo un po' la compagine associativa, perché dopo 50 anni è naturale rigenerare, rinnovare, e anche grazie all'attività che stiamo svolgendo tutt'oggi, il progetto Mia Memoria, che è stato anche reso possibile dalla donazione della Lega Calcio Nazionale Serie B, con una Inspirational Travel School che ha trattato temi sul creare nuovi mondi nei borghi, sul rivedere i nostri piccoli paesi con occhi nuovi e soprattutto con nuove ispirazioni, ha consentito ad altre persone di avvicinarsi a questa progettualità, e oggi appunto la compagine associativa si sta ristrutturando, ricomponendo con nuovi progetti. Io non so se è possibile vedere dalla regia il filmato che abbiamo a disposizione con le immagini bellissime del borgo e non solo. Quando siete pronti potete mandarlo in onda. Nel frattempo dico, c'è anche una collaborazione, Stefania, da parte... è in onda il video intanto, che fra i borghi, cioè che si mettono insieme per creare una rete. Beh sì, io d'altro canto come sociologa, e quindi come sociologia applicata soprattutto, mi occupo della riattivazione e rigenerazione dei borghi, un progetto nato 3 anni fa che si chiama Borgo Slow e che ha appunto l'obiettivo di mettere insieme, creare una rete, un ponte tra le buone pratiche diffuse nel territorio della nostra regione, di cui mi piace menzionare soprattutto tantissime azioni dal basso, provenienti da cittadini, da persone che hanno a cuore il loro territorio e con coraggio, visioni e ambizioni stanno diciamo, riattivando il tessuto sociale di questi paesi, che sappiamo bene che hanno il problema dello spopolamento. E d'altronde non possiamo pretendere che i giovani ritornino in questi paesi se non ci sono opportunità di sviluppo, se non c'è una nuova economia, se insieme in maniera concertata non riguardiamo tutte le risorse ancora oggi addormentate in questi paesi, ma che possono dettare un nuovo futuro, come ad esempio Civita, che oltre ad avere il patrimonio naturalistico del paesaggio, della Valle del Raganello, del Pollino orientale, ha anche una cultura che ha 5 secoli di storia, che è la cultura Arbresh, che ha bisogno di una rivisitazione, di una nuova interpretazione.
Ecco, diceva il delegato alla cultura Iuele che la rinascita passa dalle donne, ci sono tantissime donne che qui fanno impresa attraverso i bed and breakfast, che sono molto, molto attive. Lei, Stefania, è un esempio di questa volontà di far rivivere questo, rinascere e far sviluppare questo comune, ma sono tante altre. Noi abbiamo partecipato a una riunione tempo fa proprio in questa sala del Museo Arbrecht e abbiamo notato la presenza rosa, le quote rosa che qua sono davvero importanti. Ma io penso che comunque la presenza femminile sin dalla storia abbia sempre segnato un importante cambiamento nella società civile. Tutt'oggi, sia nella politica, nel campo scientifico, nella letteratura, nella poesia, le donne sono ancora oggi una componente necessaria di rigenerazione, perché rappresentano nella simbologia più arcaica, no? Più ancestrale ma anche classica, appunto la rinascita, la rigenerazione. Quando le donne competenti mettono insieme le loro energie succedono grandi cose, questo senza ombra di dubbio. Ma anche la presenza qui a Civita attraverso il progetto Mia Memoria, dove noi abbiamo appunto investito nell'antropologia applicata con l'antropologa Anna Rizzo, che da giugno scorso ha svolto campo a Civita, intervistando tantissime persone, soprattutto anziani, per rintracciare una trama di memoria oggi quasi dimenticata sul territorio, su come il territorio è stato vissuto nel tempo e su come gli abitanti hanno reagito nel tempo anche ai pericoli, no? A quello che poi purtroppo ha segnato un anno fa una tragedia che ancora oggi portiamo comunque nelle nostre fibre, no? Che è stata la tragedia del Raganello, alla quale dobbiamo reagire ma in maniera attiva, cercando appunto insieme di ricostruire un futuro, perché chiaramente una tragedia del genere non ci ha segnato solo psicologicamente, ma anche le attività del territorio hanno subito economicamente uno scossone. Ecco, ci sono infatti attività che hanno avuto maggiori difficoltà, penso per esempio a un agriturismo di una imprenditrice che scoppiò in lacrime nei mesi successivi proprio perché una certa parte di turismo che aveva abbandonato Civita non si è perso, non si può neanche calcolare la percentuale, perché si trattava di un turismo in particolare mordi e fuggi, però c'è stato un calo nella recettività di Civita. Sì, in termini economici c'è stato un calo soprattutto per le attività in piazza, dove si riversavano appunto questi escursionisti, chiamiamoli così, che si riversavano nel canyon e quindi ne hanno subito sicuramente la flessione le attività in piazza, anche se i bed and breakfast a Civita hanno lavorato sempre su un altro tipo di offerta, perché non dimentichiamoci che Civita ha dei dintorni spettacolari, dei sentieri che andrebbero sicuramente valorizzati, recuperati, perché intorno alla pietra del demanio che costeggia il canyon c'è una sentieristica che parte proprio dalla mulattiera del Ponte del Diavolo e c'è un cammino a piedi di circa 6 ore, tra le 4 e le 6 ore, che arriva al santuario della Madonna delle Armi, passa attraverso la Grotta Rossa, che è un sito meraviglioso, no? Paesaggisticamente, ma c'è anche una storia archeologica che sarebbe interessante far conoscere ai nostri visitatori. Quindi mi piace parlare molto di progettualità più che di criticità, di futuro. Noi come associazione oggi abbiamo preso a cuore 2 tematiche che poi rappresentano il nostro patrimonio e i nostri valori: la minoranza etnica arbresce, che va assolutamente rivisitata, reinterpretata, e vogliamo coinvolgere ora bambini, donne, ma anche ricamatrici, tra cui ce ne sono alcune a Civita che ricamano l'abito tradizionale in maniera favolosa, facendo dei laboratori, organizzando dei laboratori, e soprattutto vogliamo anche rieducare alla fruizione di questo paesaggio, che è una vera palestra per l'anima, è una farmacia per chi ne fruisce, e infatti il turismo, il viaggiatore che sceglie Civita oggi la sceglie per la bellezza di questo paesaggio, ma anche per poterne godere con dei cammini, non per forza con l'adrenalina, ma anzi con la calma e la contemplazione, che regalano sicuramente allo spirito tanta salute soprattutto.
Dai racconti degli anziani cosa emerge? Dai racconti degli anziani emerge quello che mi raccontava mio nonno, sin da piccola, che insomma avvicendarsi nelle gole non è mai stata una scelta intelligente, perché le gole sono oggettivamente un patrimonio molto fragile, di una bellezza unica, ma a cui bisogna approcciarsi con tanta consapevolezza e tanta coscienza. Quando le giornate non consentono chiaramente l'attraversamento delle gole, basta guardare a nord, se ci sono nuvole verso San Lorenzo è meglio evitare, perché piogge, precipitazioni sappiamo bene che possono causare frane, c'è un'intera montagna che si riversa nel canyon che può creare piene, fango e detriti, e quindi trovarsi lì dentro non è di certo prudente. Ne parlavamo nella prima parte, la prevenzione attraverso sistemi radar potrebbe risolvere questo problema e quindi rendere monitoraggio, rendere fruibili. Per quanto riguarda invece questo museo, il visitatore che viene nel museo Arbresh cosa trova? Ma trova sicuramente tanta passione e tanto amore, perché si presenta comunque con dei caratteri abbastanza tradizionali. Mi scusi, do la indicazione alla regia, sono le ultime immagini registrate, il museo Arbresh con gli oggetti, i manufatti. Ecco, perché ci sono due musei che abbiamo ripreso, uno è il museo, la sala etnografica dedicata all'avvocato Baffa, delle aree culturali, e l'altro invece è il museo etnico Arbresh, dove siamo in questo momento e che Mario Scarpelli, nonostante i problemi di linea, può inquadrare. E comunque abbiamo delle immagini con tutti gli oggetti che sono qui raccolti. Partiamo dal nome Civita, che è il nome storico di Civita. Sì, è il nome di Civita con cui i civitesi hanno sempre chiamato Civita. Deriverebbe probabilmente da Chifti Aquila, e quindi da qui la suggestiva denominazione nido d'aquila, oppure potrebbe significare paio o coppia, perché il due quartieri appunto si presenta suddiviso in due quartieri principali, Sant'Antonio, che è il quartiere più antico, e il Magazzeno. Magazzeno, noi siamo in questo momento al Magazzeno? Noi no, siamo a metà strada. In piazza. Siamo proprio nel centro del nido d'aquila, perché siamo abbracciati da queste rocce che circondano Civita e che formano quasi una culla, dove noi siamo all'interno. Oggi questa culla è smossa dal vento. Sì, qui c'è sempre tanta corrente. Siamo abituati, insomma, l'aria è pulitissima, questo è certo. Tanto sentiamo il rintocco della chiesa di Santa Maria Assunta che ogni mezz'ora o quasi, adesso siamo al quarto però. Sì, ma pensate che tempo fa si era tentato di ritardare i rintocchi della chiesa anche per dare un po' più di tranquillità ai viaggiatori che riposano nei bed and breakfast, però la comunità vuole sentire il rintocco della campana, oramai è una compagnia e scandisce il tempo in questo piccolo villaggio. Dicevamo, all'interno abbiamo visto tanti oggetti, utensili che riconosciamo anche del nostro passato, dei bisnonni più che dei nonni, però ci sono tante cose che accomunano la Calabria. Sì, accomunano la Calabria e anche la storia, un po' la vita domestica di questi paesi, tutti oggetti della tradizione che ricordano un utilizzo del tempo ma anche della artigianalità, no? Perché l'uomo faber, non dimentichiamo mai che noi siamo nati con una grande facoltà che è quella creativa, cioè finché utilizzeremo le mani e le nostre facoltà creative non perderemo la nostra umanità, quindi questo museo ci riporta un po' a questi valori, no? Di non dimenticare quello che siamo e quello che siamo capaci di fare con la nostra creatività. Ecco, parlavamo prima di donne della storia, dell'importanza delle donne nella storia. C'è una figura femminile che mi ha affascinato qui a Civita, quella di Erina, una donna che proprio in un periodo che ricorda tanto questo, in cui stiamo conoscendo per fortuna un po' da lontano una epidemia, in quell'epidemia fece qualcosa di buono per la comunità. Assolutamente, lo ricorda anche un fabbricato che è appunto il Magazzino Universale, che è stato un frantoio, oggi ex frantoio, dove appunto la nipote di Giorgio Castriota Skanderbeg, Irina Skanderbeg, in quel periodo di epidemia ordinò alle famiglie più ricche di distribuire grano ai più poveri. Ecco, questo luogo è entrato, diciamo, nelle nostre attenzioni ultimamente. Siamo in contatto con le proprietarie proprio perché vorremmo valorizzarlo, adottarlo e fare in modo che questo Magazzino Universale possa diventare un hub in cui possano esprimersi
tutte i valori Arbresh, il classico hub Arberia, che spero presto potremo comunicare l'inizio di questo nuovo percorso progettuale che avrà anche un crowdfunding con tutti gli albanesi, gli Arbresh sparsi nel mondo, per creare un hub Arberia che avrà il nome appunto di Maga. Beh, più si conosce Civita, più si capisce una cosa, che non ha una sola attrazione, no. Ne ha tantissime, ne ha infinite, dalle gole al ponte, dalle case Codra, che poi sono una sua scoperta, fra virgolette. Sì, quando diciamo, ho deciso di vivere a Civita, perché vivevo a Roma, ancora prima a Castrovillari. Quando ho deciso di tornare nella mia terra sono stata chiamata a questo luogo, la terra dei miei nonni. Ho sempre amato la fotografia, quindi andavo in giro a riscoprire un paese che ricordavo da piccola, da bambina, e camminando ho incontrato queste facce, le case Codra, scoprendone circa una decina, e ho avuto subito la necessità di fare qualcosa, anzitutto di farle conoscere attraverso alcuni articoli apparsi proprio in quel periodo, nel 2006, su Catundine, e poi pubblicando per 3 volte di seguito una guida, Camminate Civitesi, che invita proprio alla scoperta delle case Codra e dei comignoli, e le ho dedicate l'anno della sua morte, febbraio del 2007, a Ibrahim Codra, un artista albanese post-cubista, adottivo milanese, che faceva parte dell'Accademia di Brera a Milano, parte del movimento cubista, e ha visitato Civita proprio nel 96 insieme ad altri paesi Arbresh, ritraendoli nella sua collezione Arberia Fantastica. Quindi mi è sembrato una buona intuizione dedicare queste case così curiose, così uniche nel loro genere, a un artista albanese. Oggi sono conosciute un po' in tutta Italia, ma anche nel mondo. Sono apparse in riviste giapponesi, sono apparse in riviste olandesi, su Airbnb Magazine, oramai sono conosciute da tutto il mondo. Vorremmo solo ci fosse la possibilità di proteggerle, di tutelarle, perché ancora oggi non abbiamo uno strumento che possa identificarle come bene da proteggere, da tutelare. Sono abitazioni private, lo ricordiamo, la maggior parte sono disabitate, sì. Alcune abbiamo visto che sono abitate, hanno le tendine e tutto, e sono state ristrutturate anche con come dire, rispetto. Intanto stiamo vedendo i costumi, parliamo anche di questo, sì. E poi insomma le voglio chiedere una cosa, la sua cosa preferita di Civita qual è? Intanto parliamo dei costumi. Prima dei costumi. Sì. Allora, vabbè, i costumi rappresentano sicuramente, insieme al folklore, una caratteristica di alto valore artistico per l'etnia Arbresh, perché l'abito nuziale intanto è quello che rappresenta appunto la ricchezza, ma anche il valore etico ed etnico della donna Arbresh, una vestizione che ha una durata di circa 4 ore, che vediamo che appunto nel martedì dopo Pasqua nelle valie le ragazze vestono con questi abiti nuziali, quindi ci dispiace ancora oggi vedere che i sarti e coloro che appunto realizzano questi costumi sono sempre più rari, e quindi appunto, come dicevo prima, dobbiamo fare in modo che questa arte sartoriale venga tramandata e si possano continuare a confezionare questi abiti con filo d'oro, raso di seta, ma soprattutto una grande pazienza sartoriale, perché c'è il ricamo artistico appunto che richiede molto tempo di lavorazione e hanno un valore inestimabile. Ci vogliono oggi circa dalle 10.000-7.000 euro per un abito completo, forse anche qualcosa in più. E invece la sua cosa che l'ha convinta a tornare, che comunque le piace di più, la quale non rinuncerebbe di Civita? Ma di Civita quello che mi manca quando non sono a Civita sono i profumi, l'aria e i colori. E questo paesaggio ha un'energia potentissima e ho un amore viscerale, come mi sento figlia di questo luogo e quindi mi sento anche in dovere di proteggerlo, di fare qualcosa affinché non venga abbandonato.
Ecco, il segreto, abbiamo chiesto anche al sindaco cosa si deve fare per evitare lo spopolamento e magari accrescere anche la popolazione. Visto che Civita, lo dico da visitatore, non è assolutamente un luogo isolato, è un luogo raggiungibilissimo ed è difficile in Calabria perché avere un'autostrada che arriva a 5 minuti dal centro abitato, con una strada che si percorre con grande facilità, quindi, e poi soprattutto, dicevamo, vicino al mare e alla montagna. Sì, ci sono tutte le caratteristiche affinché Civita possa produrre un'economia diffusa per tutti gli abitanti ma anche per i giovani. Anzitutto questa vocazione all'accoglienza e all'ospitalità, anche fatta con molta qualità da tutti gli operatori, che oggi siamo circa 25 bed and breakfast. Stranieri stanno acquistando le case. Io se fossi un amministratore punterei sicuramente sulla tutela del patrimonio urbanistico, delle case abbandonate, perché semplicemente aggiornando il catasto si potrebbe arrivare ai proprietari, perché oggi, molti dei quali oggi non vivono più qui, sono all'estero o magari disinteressati al recupero di queste case, contattandoli, sollecitandoli a un recupero oppure acquisendole in caso non c'è nessun interesse, e cercando di destinarle a nuovo utilizzo. Oramai si parla di residenze artistiche, di nuova residenzialità, noi dobbiamo attrarre nuovi residenti. Questo è il segreto, ma per farlo dobbiamo portare tecnologia, innovazione, cercare di avere una rete wifi gratuita, solo così possiamo pensare che un domani, ma ci vogliono ancora tanti anni, non è un percorso veloce, forse un domani i ragazzi possano rientrare e investire nel loro paese. Grazie Stefano Emanuele. Adesso chiamo Francesco Adduci che ci ha fatto visitare la sala etnografica, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti circa, sala etnografica delle aree culturali, inaugurata proprio il 30 gennaio, dedicata all'avvocato Baffa. Attraverso donazioni di collezionisti privati avete creato questo museo con tantissimi oggetti, li possiamo vedere nelle immagini che arrivano da tutto il mondo. In realtà diciamo che il museo nasce nel 2015 ad opera da merito, possiamo dire, di Chimisso, Giuseppe Chimisso, che da Bologna si è adoperato attraverso donazioni di privati che nel tempo hanno avuto modo di reperire degli oggetti, ovvero dei manufatti che vengono un po' da tutto il mondo, quindi che vanno dall'Africa al Medio Oriente, India in generale, e sono tutti di fine 800, inizio 900, sono appunto manufatti di vita quotidiana, di uso domestico, che sono stati appunto rimessi a nuovo, nel senso che sono stati ripuliti e restaurati, sì, giustamente, e poi esposti. Diciamo che l'idea del museo, questo museo qui, è qualcosa che è atipico, possiamo dire, proprio perché parla, ovvero mostra alcuni oggetti che sono al di fuori della nostra cultura, ma questo sta a significare proprio un'apertura verso un mondo che è quello di altre culture, quindi possiamo dire che è una finestra sul mondo, non solo oltre la nostra cultura italo-albanese di Civita, quindi che si apre verso altre culture, quindi verso anche quella italiana, se possiamo dire, ma anche oltre, che va oltre appunto i nostri la nostra circoscrizione, possiamo dire, e quindi va al di là, e quindi abbracciando proprio il mondo in generale. Proprio attraverso questi manufatti il visitatore può quindi apprendere, se vogliamo, quelle che sono le caratteristiche e anche la cultura, anche nei limiti ovviamente, anche con una breve spiegazione con le didascalie che sono lì riportate, e quindi consentire un po' a tutti di usufruire, se vogliamo, di questa del mondo in generale. Sì, infatti è un viaggio attraverso il mondo con donazioni che arrivano dalla Cina, dall'Africa, dall'India, dall'Afghanistan. State vedendo le immagini, ci sono in particolare un libro di papiro di palma indiano, è un testo sacro molto particolare che si apre come se fosse una tenda veneziana, e poi altri oggetti dal Tibet, dall'Himalaya, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio, dall'Albania, dal Nepal. Abbiamo visto parecchi seggiolini, li chiamiamo così, di persone dedicate a persone anziane delle varie etnie, quindi
Sì, in particolare dall'Afghanistan, dall'Africa. Diciamo che in quelle culture vi è se vogliamo, una presa di considerazione del fatto che l'anziano riveste nella società una funzione importante, cosa che nella nostra in un certo modo si è andata sempre più scemando, e quindi noi l'anziano lo mettiamo un po' da parte, tra virgolette, mentre in quelle società riveste quella funzione di saggio, del saggio del villaggio in particolare, proprio perché queste sono delle comunità in un certo qual modo ancora, possiamo dire, non industrializzate, dove appunto il consumismo non ha ancora preso piede, per fortuna possiamo dire, e quindi diciamo anche attraverso questi oggetti, le funzioni di questi oggetti, noi possiamo diciamo immaginare dove questi oggetti un tempo erano diciamo utilizzate, ma forse in quelle località ancora oggi c'è qualcosa di quegli oggetti che, ripeto, sono tutti di fine 800 inizio 900. Grazie. Allora, siamo in chiusura. Ringrazio subito Enzo Leonetti e Mario Scarpelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio a Civita. È stato davvero un viaggio emozionante, suggestivo. Ringrazio il sindaco Alessandro Tocci e in particolare, oltre a Francesco Adduci, Romano Blois, un dipendente comunale che ci ha guidato questa mattina attraverso le bellezze di Civita, ce l'ha fatte conoscere, ce l'ha spiegate dimostrando grande amore per la propria comunità. Stefania Emanuele e tutti i nostri intervistati che ci hanno raccontato e ci hanno fatto venire la voglia di tornare a Civita. Questo forse è lo scopo del borgo, la nostra trasmissione che vi dà appuntamento a martedì prossimo. Arrivederci.